De Vias, libero. Ma io veramente non volevo neanche intervenire, però giustamente devo portare i saluti all'assemblea e approfitto per riflettere insomma di un paio di questioni che avrete visto anche voi oggi, su quello che ad esempio è lo spazio mediatico dato nei giornali di oggi. Voi guardate le prime pagine dei giornali, mentre normalmente ci si dovrebbe aspettare che un giornale dovrebbe dare grande spazio intanto alla più grande operazione di unità mai fatta nella storia della Sardegna moderna, nel senso che mai è successo fino ad oggi che le forze nazionali sarde si sedessero stabilmente a un tavolo, costruissero un progetto comune e adottassero una comune strategia, al di là di quella elettorale, dico proprio una comune strategia, anche se fosse solo in termini di dibattito, ma siamo molto più avanti del mero dibattito. Ebbene, che spazio hanno dato? Nessuno. Avreste dovuto aspettarvi che in prima pagina avrebbero dovuto dare uno spazio e dire: ma guardate, c'è questa lista che si candida alle elezioni. Non è stato fatto, sì, è stato messo l'articolo all'interno, certo, grazie ai giornalisti che l'hanno fatto, niente di che, però come mai non ti danno la prima pagina? Non ti danno la prima pagina perché vogliono a tutti i costi minorizzarti, vogliono partire dal presupposto che tu sei piccolo, che tanto dove vuoi arrivare, che tanto, ma sì, sarà una cosa, ma è un insieme di piccole cose che non vanno da nessuna parte. Queste sono scelte politiche, non sono scelte di informazione, sono scelte politiche, e quando tu vedi che cercano di combatterti, allora se se il tuo presupposto è quello di combattere i poteri forti, allora devi essere contento che manchi dalla prima pagina, perché vuol dire che i poteri forti si stanno sentendo in pericolo dalla tua azione. Vuol dire che nel momento in cui tu ti stai mettendo a lavorare, se io ti do spazio e tu sei pericoloso per me, io mi sto dando una zappa ai piedi. Ed è per questo che non ti do spazio, ed è per questo che noi siamo contenti di essere odiati dai poteri forti, che sono quelli che hanno messo in ginocchio la Sardegna, che sono quelli che fanno emigrare 7.000 sardi ogni anno e che stanno tenendo una terra che potrebbe essere ricchissima, la stanno tenendo sempre presa per la gola e sempre con la paura del licenziamento, della fame, del lavoro per due spiccioli e così via. Che cosa stiamo costruendo noi con questo progetto? Noi stiamo costruendo, diciamo, sostanzialmente stiamo dialogando col popolo sardo e stiamo chiedendo al popolo sardo che cosa vuole fare, se vuole essere un popolo di pastori o un popolo di pecore. Stiamo andando a dire al popolo sardo che non ne abbiamo più voglia di sperare che alcuni ci diano una mano, che vediamo come si comporta tale governante, tale politico e tale altro. Andiamo noi direttamente, ci organizziamo, andiamo e applichiamo quello che vogliamo costruire. Perché dobbiamo sempre demandare a gente in malafede, a gente corrotta, a gente che abbiamo già ripetutamente, chiaramente avuto la prova che non fanno gli interessi dei sardi? Per quale motivo dobbiamo continuare sempre a delegare altri quando noi possiamo essere i protagonisti del nostro destino? Adesso, noi come indipendentisti ci siamo seduti a un tavolo e abbiamo aperto un dialogo con altre forze che magari non sono pienamente indipendentiste, con componenti, con persone all'interno di altre forze che magari non sono indipendentiste, però giustamente, come diceva anche il professor Casulla, la lotta di indipendenza è un percorso. Noi abbiamo visto anche le lotte di indipendenza degli altri popoli, anche quelle che si stanno svolgendo contemporaneamente alla nostra. Cioè è un percorso che si fa mano a mano che il popolo scopre di voler essere protagonista del proprio destino, di assumersi le sue responsabilità davanti a se stesso e davanti alla storia, di voler governare il proprio futuro. In un percorso di autodeterminazione come quello che noi stiamo portando avanti, che cosa stiamo facendo? Io parlo da indipendentista.
Non esiste l'ora X, come diceva il professore, non esiste. Se qualcuno pensa che esiste l'ora X, non ha capito niente di una lotta di indipendenza, ma non della lotta di indipendenza sarda, di qualsiasi lotta di indipendenza, di qualsiasi percorso di cambiamento della realtà. La realtà si cambia tutti i giorni, lottando tutti i giorni. In un percorso di autodeterminazione, che cosa stiamo facendo? E per quale motivo io da indipendentista sono pienamente parte di questo progetto e mi sento pienamente parte di questo progetto? Perché un percorso di autodeterminazione è un percorso che porta un popolo a diventare padrone di tanti settori della sua vita. L'autodeterminazione non è una. L'autodeterminazione racchiude tante altre autodeterminazioni. Cioè tu devi conquistare la tua autodeterminazione politica, ma devi conquistare anche quella economica. Devi conquistare il controllo del tuo territorio, devi avere un'autodeterminazione culturale, devi essere padrone della tua terra, devi avere la capacità di portare le scelte che devono essere fatte normalmente in una società, di guidarle secondo quelli che sono i tuoi interessi. Mettendo tutte assieme queste lotte di autodeterminazione si conquista l'autodeterminazione e quindi secondo me anche un passo avanti verso l'indipendenza. Io credo che mano a mano che il lavoro andrà avanti, penso che molte persone troveranno anche coraggio, anche persone che magari oggi hanno dei dubbi sulla questione dell'indipendenza, però io confido nel fatto che molte persone troveranno anche una soluzione nel percorso di autodeterminazione, diranno probabilmente anche noi ce la possiamo fare. E così come sono convinto che non esistano persone di serie A e di serie B, non esistono neanche popoli di serie A e di serie B. Noi abbiamo, come tutti i popoli del mondo, il diritto di decidere a casa nostra, abbiamo il diritto di volerci governare e qualsiasi sia l'opportunità che ci si para davanti per governare il nostro territorio, per costruire percorsi di autodeterminazione, di autodecisione, di controllo delle nostre vite, noi lo sfrutteremo. Per questo andremo alle elezioni, per questo noi, qualsiasi lotta ci si parerà davanti, sarà la nostra lotta verso l'indipendenza. Grazie.